Buon pomeriggio signori, eccoci tornati con il gameplay su Rome 2 Total War, un'introduzione un po' diversa, questo giro non sarà dall'alto perché ho dovuto tagliare uno dei contenuti che avevo portato la volta scorsa e che adesso unisco a un altro video. Comunque non vi preoccupate se non avete capito niente, l'importante è che vi godete la partita. Partiamo esattamente dal funerale del nostro generale, come potete vedere, in seguito alla battaglia per la difesa di Panormus. Ricordo che nello scorso gameplay sia i nostri scordisci maledetti e i cartaginesi hanno fatto un attacco congiunto sull'odierna Palermo per cercare di sfondare le linee e dilagare in tutta la Sicilia. Li abbiamo respinti grazie alla regione che avevamo lì vicino, perdendo purtroppo appunto il generale, ma l'importante è il risultato finale e il risultato finale è che la Sicilia è salda. Ora ci godiamo il massacro per mare dei fuggitivi. Bentornati. Via, a casa, adesso a schiaffi vi piglio, a schiaffi pari finché non diventano dispari vi piglio. Sì, sì, va, va, va. Guarda, guarda, guarda qua, guarda, tutti nel range della mia flotta. Adesso prendo il più grosso di voi e lo sbriciolo. Che sono i cartaginesi lì? Eh sì. Mamma mia, che resistenza comunque. Aia, guardate Sparta, signori. Cosa è successo? Hanno liberato? No, non è vero. Cosa fanno gli spartani? Vengono fino a su. Contro chi vengono? No, raga, se ci attacca anche Sparta. Ok, Massila intanto torna indietro, perfetto. Se ci attacca anche Sparta è la fine. Dobbiamo far fuori l'Epiro, ragazzi, subito. Perché così abbiamo un nemico in meno in guerra. Tanto non ci danno la pace. Bene, bene, cacciate i cartaginesi, cacciateli. Bravi, bravi siciliani. E poi vabbè, questi erano agrigentini, però vabbè. I siculi siracusani non ci sono più. Richiami del dovere. Perfetto. Allora, prendiamo. No, questo è un generale, quindi voglio proprio il generale. Questo, wow, ragazzi. Bella unità, ma come sapete io adoro la cavalleria. Una morte onorevole. Va bene, va bene, va bene, va bene. Grado aumentato a chi? Ah, è morto un figlio? Servio Giulio Mergo. Scusate, fatemi vedere. Chi era? Che è un esercito farsalo. Mi dà chiamata alle armi. Con tesoreria. Ci avevo pensato anche di creare un esercito là. Allora, ragazzi, prima di tutto vendetta. Porca miseria, sono ancora grossi questi. Però cerchiamo di vendicarci. Grossi, ma non abbastanza. Vendetta. Boom! Affondata completamente la flotta, signori. Un altro esercito di Cartagine. E schiavizziamo i prigionieri. 4 e 3. Wow, un generale a 4 stelle però qua. Però lì è 3 stelle. Adesso basta, questi hanno rotto veramente le scatole. Scappano gli infami. Scappano, scappano da Roma. Ah, sono andati belli lontani, però riusciamo a prenderli. E passiamo anche per il porto per fare rifornimento. Madonna, ragazzi, come fanno a essere così potenti? Ma cavoli. Ma cavoli, ma come fanno a essere così potenti? Ma porca. Dai, non posso attaccarli, che palle. Devo ingrandire la mia flotta. Devo ingrandire la mia forte.
Gurireme. 5 reme da tiro, prendiamocene una. Ok, allora qui a livello di esercito come siamo messi? Abbastanza bene, tra virgolette. Allora, sì, abbiamo delle lance, le abbiamo. Allora, questi li fondiamo. E ci facciamo un'altra legione. Sì. Tanto Panormus mi cresce ancora come città. Perfetto, lo potrei espandere ulteriormente. No, aspettate, perché espandere la città adesso non è la priorità. Cerchiamo di capire qui un attimo cosa sta succedendo. Sparta, Sparta. Che belli che sono. Ah, ok, Regno di Odrisio mi viene incontro. Viene incontro. Allora, e qui ci sono le spie del regno. Qua intanto vedo un piccolo esercito che è sbarcato. Bene. Allora, se io li prendessi dal dietro. Allora, dov'è la mia spia? Cioè, avrei dovuto avere una spia qui. Fatemi vedere. Qua. Ok, è qui la spia. Allora, se io la facessi tornare qua, perché a me preoccupa questa zona. Vediamo di qua. Mm, non sembra ci sia nessuno, quindi se io da qui riesco ad arrivare fino a qua. Allora, fatemi vedere solo una cosa. Loro sono in atteggiamento ostile e sono in guerra con noi, con Pergamon e basta. Quindi Sparta cosa ci fa qua? Sarà mica alleata? No, non è alleata. No, non è alleati l'Epiro. Mm, no. Allora, mettiamola qui e facciamo imboscata. Non dovrebbero prendermi Apollonia, non vedo eserciti qua, onestamente, quindi non dovrebbero prendermela, sono abbastanza sicuro. Allora, a Farsalo, io a questo punto toglierei questo, tolgo questo e vado a sterminare una volta per tutte gli Epiri. Quanto hanno di difesa gli Epiri? 17. Ne siamo tanti. Allora, ragazzi, adesso io se faccio una fusione posso permettermi i cavalli? No. Non ho proprio un grande esercito, però i mercenari sì, posso permettermi un po' di roba. Ah, questi due sicuramente li fondiamo. Ok. Ok, posso assediare subito, quindi compriamo i mercenari. 2500. Allora, ci prendiamo due di cavallerie, però boh, cavalleria in un assedio. No, prendiamoci delle lance. Che altro le delle spade io. Costano veramente tanto queste unità. Ma veramente tanto. Allora, aspetta.
Allora, ah, perché questi sono arcieri. Questa è una spada. Costa 2002. Questa è una lancia. E questa è una da tiro. Allora, ce ne prendiamo due così. Li assumiamo. Anche perché mi sembra che io... Sì, no, infatti non posso prenderne più. E con questi andiamo qua. Ah, perché il massimo... Aspettate, aspettate, aspettate. Non avevo visto. Avevo raggiunto il massimo. Allora, io congederei questi. Ci prendiamo ancora un'unità. Scusate, di mercenari. Ok. È scemo. E andiamo a dar battaglia. Ok ragazzi, siamo pronti per dare battaglia ad Atene, possiamo combatterla e possiamo vincerla. Andiamo a vedere la risoluzione che ci dà, e infatti ci dà come possibilità di vittoria molto alta, anche se le unità rimanenti non sono tantissime. Andiamo a vedere i numeri. Allora, noi combattiamo con Lucio Urgulanio Niger, con 2490 unità, abbiamo tanti mercenari. E poi combattiamo contro, vabbè, l'Epiro, con generale solo lui, che è Eosforo. Ok ragazzi, giochiamocela a questo punto. Andiamo a giocarcela sul campo, anche perché sarà una bellissima battaglia, immagino. Allora, non voglio attendere a combatterla, perché potrebbe essere un problema, visto che qua a nord, come possiamo vedere dove c'è il mouse, c'è un gruppo di... c'è già un esercito che vuole prendere questa città qui. Io perciò devo subito attaccare Atene e risalire verso l'alto. Perciò giochiamocela. Ok, attacchiamo con asciutto. Ok. Allora, l'esercito è disposto su questa linea qua. Va bene. La voglio andare a cambiare. Attaccheremo qui perché abbiamo solo una torre di guardia, che è ottimo. Mentre invece, però, aspettate, perché già ho visto una roba che non mi piaceva. Allora, queste qua sono picche. Quindi loro le abbandoneranno la macchina d'assedio e verranno a posizionarsi qua davanti. E loro saranno la nostra prima linea. Poi, da quest'altro lato mettiamo... Cosa possiamo mettere? Mettiamo la nostra fanteria, no, perché tira. Che tira di... Tira, no, mettiamo le nostre legioni e mettiamo quelle messe meglio. Una e due. Ok, le mettiamo come macchine d'assedio. Poi loro che hanno le frecce li mettiamo qua. Ok, perché poi ho intenzione di fare una cosa adesso in base a dove andremo a colpire. Qui metteremo i Velites, ok. Tutti gli altri saranno divisi in tre gruppi. Quindi, allora, quelli più forti davanti, in modo tale che formazione di testuggine, in modo tale che vengano preservati quelli invece che sono dietro, che sono un po' più debolini. Ok, sempre in formazione a testuggine. E il nostro generale, con la cavalleria, se ne starà qua, di base. Ok, questa sarà una formazione che noi faremo chiusa. Poi voglio capire quale unità mi va a incendiare le porte. Non lo so. Va bene. Vabbè, mandiamo avanti il combattimento e vediamo un po'. Ok, questa. Ok, le picche bruciano la porta. Solo le picche. Sì, solo le picche mercenarie. Ok, allora andiamo avanti con le picche. Andiamo avanti con tutto il blocco. Lo portiamo là. Lo portiamo là. Lo portiamo qua. Andiamo avanti.
Per ora stiamo indietro con i Velites. Ok, qua tanto c'è tanta gente sulle mura. Non vedo neanche un arciere. Questo è buono. Potrebbe essere anche un buon punto per sfondare. Però voglio prima buttare giù la porta. Quindi rimaniamo in questa zona qua. Allora andiamo fin sotto. Solo che così non si vede, non si capisce una mazza. Portiamo avanti le nostre picche. Va bene, ok. Qui portiamo le nostre legioni. Ok. Adesso devono fare solo una cosa, bruciare la porta. Bruciare la porta e attendiamo che la porta vada giù. Ecco che si avvicinano gli arcieri. Rallentiamo un attimo. Ok. Adesso la porta dovrebbe crollare. Col prossimo tiro. Ok. Allora, torniamo indietro. E attendiamo che i danni si facciano sentire nella porta. Intanto ci ripariamo dalle frecce. Vediamo un po'. Allarghiamo le legioni. Ok, siamo al 16%. Bene, danni alla porta 37, benissimo. Il fuoco si fa sentire. Queste le mettiamo ancora qua, perché contro tutte queste unità qua non credo che abbiamo tanto scampo. Guardate che bella questa immagine, ragazzi. Bellissima. Guardatela qua. Bellissima. Ok, adesso vediamo un attimo come va. Bene, la porta si è aperta. Ok, adesso andiamo allora a mostrare tutta la nostra potenza. E cerchiamo di sfondare le porte. E io entrerei dentro anche con le legioni a questo punto. Io però le avevo divise in 3 in 3. Allora teniamo quelle messe peggio qua dietro. E tutte le altre, cioè tutte le altre, queste 3 vanno qua. Magari gli do anche un gruppo di selezione. Tanto vediamo che le picche avanzano. Ok, vediamo qui dalle mura. Continuano a rimanere qua, va bene. Noi faremo questo attacco massivo. Proviamo. No, non voglio provare. No, non voglio provare. Vediamo se i legionari da qua riescono a fare qualche danno. Attenzione, guardate, guardate. Malate Stuggine resiste. Mamma mia. Troppo bella questa scena. Troppo bella questa scena. Guardate qua. Troppo bella questa scena. Avanziamo, informazione. Le nostre picche dovrebbero... Ok, riuscire a spingere. Forza ragazzi, spingete. Forza, forza con queste picche. Ah, intanto ci fanno cadere l'olio. Non buono, eh. Molti danni, non buono, non buono. Allora, teniamo a questo punto magari le nostre 3 legioni separate, perché qui c'è la porta che fa cadere l'olio. Vabbè, però se riusciamo a spingere, vedete, già la situazione è differente. Qua ci bersagliano. Ok, allora
facciamo un passo indietro. Ok, va bene. Cerchiamo di spingere, ragazzi, forza. Cavoli. Si sono ammassati in tanti su questa porta, quindi potrebbe essere un problema. Allora a questo punto andiamo con queste legioni. Proviamo a sfondare, ragazzi. E portiamo questi mercenari qua. Tanto qui la porta è mezza e mezza. Andiamo avanti perché qua il combattimento si farà lungo. Sembra che stiamo avendo la meglio, Sembra che pian piano li spingiamo, però non lo so. Intanto le nostre armate si spostano. Ok, le nostre scale stanno per essere messe. Attenzione. Vediamo un po' com'è la situazione. Intanto qua vedo che delle picche iniziano a avere problematiche. Questi arcieri sono veramente una spina nel fianco. Allora, facciamo una cosa. Prima di tutto, così. È che volevo fargli tirare con i pilum, però vabbè, teniamoli qua adesso. Allora, intanto l'attacco c'è. Sta avvenendo l'attacco intanto. Mandiamo le nostre truppe a combattere. Bene, guardate che Roma sta vincendo. Attenzione, bene. No, tu devi venire qua. Ok, intanto stanno salendo anche gli altri. Bene, qua abbiamo sfondato praticamente. Vediamo se riusciamo a tenerla più che altro la posizione. Ok, stanno salendo, guardate, bene, bene. Bene, bene, guardate. Ottimo, bene. Questo vanno in fuga. Perfetto. Guardate qua. Allora, a livello di morale, loro pur giocando in casa non è che sia proprio il massimo. Attenzione, li abbiamo falciati. No, non salgono da qui, quindi direi che i posti sono occupati. Abbiamo falciati, attenzione, mettiamo il play. Se io gli do così, salgono. Sì, salgono, ok, va bene. Ok, qui sembra fatta. Ok, qui è fatta. Andiamo da quest'altro lato. Ragazzi. Tanto qui arriviamo ancora sulle mura. Niente, non vogliono. Vabbè, a questo punto andiamo qua allora. Ok. Qua sono al collasso. Bene. Vediamo qui com'è la situazione. Sembra stabile. Continuiamo a pushare da questo lato. A questo punto prendiamo i Velites qua e li portiamo da questo lato.
Anche gli altri a questo punto. E li facciamo salire dalla scala. Bene. Qua la situazione sembra buona. Portiamo anche loro qua. Iniziamo qui. Attenzione, attenzione, attenzione. Facciamo... cavalleria viene a prenderci. Allora... Forza, forza. Qua combattiamo più o meno a quadrato, più o meno. Teniamo che arrivino queste lance. Qui la situazione, vabbè, le picche, vabbè, stanno facendo il loro lavoro. Però, insomma, potremmo andare meglio. Qui la torre continua a bersagliarci. Dai, 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 dai. Cavoli, questi resistono, incredibile. Oh, là. Vai, tirate i pilum, ragazzi, dai. Forza. Ok, sembra che le lance inizino a maciullare la cavalleria, perfetto, infatti inizia a essere indebolita. Bene, arriviamo con tutte le lance. Bersagliamo questi con tutti i pilum, però no ragazzi. No, fermi. Ok, la cavalleria qui ha fatto una brutta fine. Ma si riprenderà di sicuro. Vabbè, rimaniamo qua. Non disperdiamo le nostre forze. Così prendiamo questa torre qua, che è nostra. Vediamo se riusciamo a salire intanto. Qui la situazione non è delle migliori, però stiamo pian piano entrando. Pian piano. Questo è incredibile, oh. Non mollano niente. Qui ci stiamo prendendo la torre. Ok, l'abbiamo presa. Sì, al vessillo di Roma. Ok, abbiamo una torre. Adesso abbiamo le spalle un po' coperte. Avanziamo. Non mi sembra... Ah, c'è qui dietro la cavalleria, che si sta un po' riprendendo. Si sta radunando. Va bene. Allora, andiamo incontro alla cavalleria a questo punto. Non ho più frecce da tirargli, va bene. Fanno il giro dall'altra parte, ok. Ok, la nostra torre, perfetto, gli tira, gli sta tirando però. Bene, ha anche centrato un cavallo, mi sembra. No, si è fermato, va bene. Ok, andiamo da questo lato e chiudiamo questa entrata qua. Ok, scendiamo con i pilum. E facciamo salire gli altri. Questi incredibile non mollano. Incredibile. Ok, abbiamo fatto un fronte qua compatto. Va bene. Che dobbiamo riuscire ad arrivare qua, cavoli. Però è dura. È dura. Sapete che non so se la vinceremo questa battaglia, però vabbè, ci proviamo.
Sono saliti alla scala sbagliata, va bene, ok. Ragazzi, allora facciamo così, scendiamo con questi perché mi sembrano gli imbecilli totali. E li portiamo qua. E facciamo avanzare i nostri spadaccini. Mi sembrano un po' più forti. Adesso vedrete che riusciremo a batterli in questo modo. Con questi scendiamo, con questi ci posizioniamo qua. Allora, pian piano dobbiamo defluire. Qui che abbiamo? Abbiamo, ok, della fanteria. Non ho visto se la cavalleria ha fatto il giro, ma non mi pare. Qua ci sono delle unità, vabbè, sono navali, non ci interessano. Ok, qui abbiamo delle altre unità. Ok, va bene. Allora, occupiamo questa zona, occupiamo quest'altra e portiamoci qua. Ok. Portiamoci avanti. Cerchiamo di occupare il più possibile le zone perché noi dobbiamo puntare alla porta, signori. Vedete? Vedete? Questi mercenari qua sono dei... Qua. Andiamo, saliamo. E saliamo. Ok, noi ci siamo posizionati. La cavalleria avversaria non la vedo. Forse è una di queste, non lo so. Va bene. Ok, iniziamo a chiudere il cerchio. Iniziamo a bersagliare gli avversari dalla distanza. Ah, è cavalleria questa, ragazzi, non l'avevo vista. Pensavo fosse la fanteria. Ma è il generale questo. Ah, il generale. Andiamo. Allora. Andiamo a prenderci il generale. Sto attento a queste due unità di cavalleria qua, perché... Bene, abbiamo intercettato il generale. Attenzione alle cariche di cavalleria. Fuoco, ragazzi. Bene. Benissimo. Benissimo. Questi cosa stanno facendo? Ok, fermi. Tirate a questi, tirate. Tirate. Ah, ci hanno preso. Però far fuori il generale è più importante, a mio avviso. Bene. Ok, arriva un'altra carica di cavalleria. Attenzione. Andiamo a prenderli. Via. Qui li abbiamo sciolti, perfetto. Andiamo subito qua. Ok, loro devono stare indietro, che hanno finito le munizioni. Facciamo cambio. Speriamo contro questi. Ok. Ok, basta. Ok, basta.
Teniamoli i proiettili. Ok. Oh, finalmente. Oh, adesso mi si sbloccano. Finalmente li posso portare giù. Finalmente. Qua cosa facciamo? Ah, guardate che stanno pushando. Però facciamogli fare comunque il giro. Li portiamo qua. Bene. Bene, iniziamo a spingere. Bene. Ah, gli serve una mano. Portiamo avanti queste truppe. Cavalleria mi sembra andata. Quindi possiamo andare avanti con queste. Portiamoci qua. Adesso dobbiamo prendere questa zona e fare retromarcia. Quindi avanti, avanti tutta. Ok, eccoli qua. Ci mettiamo da questo lato e iniziamo a tirargli da dietro. E anche loro partecipano, va? Eccoli. Ok. Qua. Attenzione però, ho visto un paninazzo che si poteva creare, quindi stare attenti. Bene, questi iniziano già a soffrire. Fuoco ragazzi, fuoco. Fuoco e all'attacco. Attenzione, sapevo io. No, non mi piace questa situazione. Non mi piace. Date a intercettarli. Non mi piace, non mi piace. Ok, eccoli qua. Due di supporto. Se non mi piace. Bene, 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 bene. Guardate che iniziano a scappare. Potremmo entrare anche con la cavalleria. Però appena la porta si è sistemata. Ok. Devo dire che il morale di queste unità, cioè delle loro, fanno veramente schifo. Ok. Qua, voi staccatevi. Ok, andate dentro anche voi. Bene. Ok. Ok, catturiamo la porta. Intanto andiamo avanti con le picche. Ma catturiamo la porta. Ok, perfetto, la partita è vinta, ragazzi. Wow, vinta. Devo dire che abbiamo vinto solo perché il nostro morale era molto alto rispetto a loro, eh. Bella, mi è piaciuta questa partita. Ne abbiamo persi un po' effettivamente. Oddio, 549 ne abbiamo persi, quindi un quinto del nostro esercito. Direi che loro ne hanno persi molti di più. Molti di più.
Se vedete, abbiamo quasi 100 uomini in più rispetto alle loro uccisioni. Probabilmente è la porta che buttando olio e frecce ci ha ammazzato quasi 100 uomini, che comunque è un discreto numero. Perfetto, ragazzi. Allora, avremo sconfitto l'Epiro definitivamente? Scopriamolo. Allora, io lo voglio soggiogare proprio per evitare gli attacchi di Sparta e avere il culetto protetto da un cuscino. Perciò la soggioghiamo. Perfetto. Ah, non è Sparta, ma è comunque l'Epiro. Ma è comunque l'Epiro. Quindi, fatemi vedere. Quindi, ok, è l'Epiro. Ok. Che è ostile, però è una mia satrapia, sono obbligati, va bene. Accordo commerciale non me lo danno, va bene, ok. Bene, quindi adesso ho un altro alleato, perlomeno nel quadro. Sparta non ci posso commerciare, va bene. Questo è l'Egitto, l'Egitto qua, oddio cosa è successo ragazzi, si è espanso tutto. Questo che proprietario sconosciuto, va bene. Quindi vedo solo l'Egitto qua per ora, questo non lo posso vedere. Aspetta, il regno di Odrisio sì, questo di chi è? Ah, sconosciuti, quindi non sono gli Scordisci, non sono il regno di Odrisio, ok, va bene. Ok, non sono così grandi allora come fazioni. Va bene. Qua non sto recuperando vita, ma va bene così. Mi porto qua. Volevo avvicinarmi alla città, ma non riuscirò a avvicinarmi. Apollonia è qui, va bene. Qui ho la mia legione in attesa di colpire. Vediamo, recluta le unità di uno stato cliente. Cosa sono questi? Barbaroi, ok. Come sono forti? Allora, indubbiamente più forti dei miei mercenari. Indubbiamente. Adesso li fondiamo. Questi li congediamo. Allora, prendiamo uno. Scusate, no, sono frecce, no, non mi interessano le frecce. Vediamo se posso assumere, no, posso assumere un bel niente. Sono frecce, ma prendiamole a questo punto. Se io li assumo subito però. Sì. Vabbè, meglio così che avere troppe unità mercenarie. Comunque guadagno 2006, che non è poco. Per adesso va bene così e poi vedremo in un futuro. Va bene, sperando che non si ribellino questi qua dell'Epiro. Ok, signori, allora possiamo muoverci. Le cose le abbiamo fatte. Quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto. Parnormus ci può dare una si può ingrandire, però adesso aspettiamo a farlo. E ci vediamo nella prossima puntata e vediamo come va avanti la conquista greca. Comunque per ora sembra andare tutto bene. Vedremo se riusciremo a tenere Farsalo. E nel caso la riconquisteremo. Qui due legioni, poi non mi sembrano neanche così grossi loro. Ho tanta cavalleria. E intanto qui una legione è pronta per attaccare, quindi vediamo un po'. Ok signori, mi sono dilugato anche troppo, alla prossima.